Bomba dell'ultimo minuto. Il Napoli sta per mettere a segno un doppio colpo di mercato che promette di rafforzare ulteriormente la rosa per la prossima stagione. Secondo il retroscena, il club partenopeo sarebbe in trattativa avanzata con la Fiorentina per ingaggiare due promettenti talenti. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa mossa che potrebbe scuotere il calcio. Prima, però, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia sul nostro amato Napoli. E ora passiamo al sodo. Secondo quanto riportato dal giornalista Gerardo Fasano, il Napoli è intenzionato a rinforzare la rosa con giovani talenti e vede nella Fiorentina un'occasione d'oro. La trattativa verte sul difensore 19enne Tommaso Comuzzo, considerato uno dei difensori più promettenti del calcio italiano. Comuzzo si è distinto nelle giovanili della Fiorentina e ha già suscitato l'interesse di diversi club europei. Oltre a lui, il Napoli sta tenendo d'occhio anche un altro giovane talento dei Viola, il cui nome non è ancora stato rivelato, ma che gioca nel settore offensivo ed è visto come un pezzo strategico per il futuro del club. I colloqui tra il Napoli e la Fiorentina sono in fase avanzata e la conclusione dell'affare è prevista nelle prossime settimane. La dirigenza partenopea ritiene che l'arrivo di questi giovani non solo rafforzerà la rosa nel breve periodo, ma rappresenterà anche un solido investimento per il futuro, in linea con la strategia del club di mescolare esperienza e giovani promettenti. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensa che l'ingaggio di Tommaso Comuzzo e degli altri giovani talenti della Fiorentina sarà vantaggioso per il Napoli? Come vedete questa strategia di investimento in giocatori italiani promettenti? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione che promette di movimentare il mercato dei trasferimenti nei prossimi giorni.